Caro onnipotente Dio, tu già con gli angeli hai avuto problemi e ti metti a creare l'uomo mettendolo nel paradiso terrestre dove ci sta pure l'ex angelo tuo strisciante. E cosa ti aspettavi? Che se lo facevano alla brace? Così Adamo, spinto da Eva, mangiò dell'albero della conoscenza del bene e del male e fece il grande guaio originale. Quindi che ti incazzi a fare? E io che sto a fare se scegliete voi? L'Eden è mio e non si gioca più. E scaraventasti pure loro nella discarica del paradiso. Da allora il peccato originale divenne un marchio di fabbrica. Sì, perché Caino dovette accoppiarsi o con la mamma o con qualche sorella non protagonista. Una cosa che è manca beautiful. Dopo 200.000 anni dalla cacciata dal paradiso. E dopo un reset con diluvio universale, un mega sciacquone che sterminò tutti quanti, compresi innocenti al 9° mese di gestazione, Dio si alleò con Israele attraverso Abramo. Intanto però il resto degli uomini adoravano altri dei, costruirono templi bellissimi, riempendoli di arte, di ex voto per grazie ricevute. Pareva proprio lo splendore del Medioevo. Sterminateli, che io sono Dio, all'inferno i pagani peccatori. Ma che colpa hanno? Ti potevi rivelare prima, no? Allora, pensandoci bene, fece uno sconto ai VIP e ai neonati non battezzati, mettendoli nel limbo, dove non si soffre il fuoco, ma si sta depressi assai. Sant'Agostino fu il principale sponsor del peccato originale, visto da lui come concupiscenza carnale. Del resto lui aveva fatto una vita da trombatore e come africano teneva pure qualità. Quando si convertì, ovviamente, quella libido di difficile dominio ancora lo avvolgeva. I bambini nascono col peccato a causa del piacere dell'amplesso. Praticamente i genitori dovrebbero accoppiarsi senza eccitarsi, però la dottrina è pure contro l'eterologa. Fai la prima comunione. E mia colpa, mia gatti. E manco conosci le attività manuali. Secondo tanta asfissiante dottrina, spesso sessuofoba, l'inclinazione umana a seguire i propri desideri, passioni e volontà è fonte di peccato derivante dal peccato originale, che il battesimo ti toglie facendoti figlio di Dio, ma sempre misero peccatore rimani. Figuriamoci i figli di Buddha come stanno combinati. Insomma, tra Satana che corrompe e il peccato che ci azzoppa, stiamo proprio messi male. San Gennaro mi ha fatto un pazzo proprio più. Dice il Salmo, hai fatto l'uomo poco meno degli angeli, non poco più delle bestie. Un padre buono non direbbe mai al figlio: Sei misero, ma sei contento che sei mio figlio. Noi siamo figli a somiglianza di Dio e il peccato sarebbe piuttosto non voler diventare come Lui, che ci ha fatti capaci di conoscere e di fare il bene, come hanno fatto tanti uomini nei secoli di ogni razza, cultura e religione. Cristo è venuto per elevarci ancora di più nella nostra natura, fatta di cuore, ragione e istinto. Noi dobbiamo sentire il peso di ogni nostra singola azione e non quello di default della nostra natura guastata da Adamo, che poi va a finire che non senti più il peso di niente. Occorre andare verso quel bene messo e conservato dentro la nostra anima, non con pomposi riti espiatori o affiliazioni formali a congreghe, ma seguendo padri e maestri che ci accompagnano nella nostra bella fragilità, verso noi stessi, verso la nostra coscienza, risorgendo così ogni volta e dando spazio in questa vita a ciò che non è inferno. Finale non l'ha già fatto.